Nel giugno 2016 hanno sfilato lungo le vie del centro cittadino con cartelli e striscioni colorati. Dopo 3 anni di distanza è ufficiale, torna nel capoluogo della Marca la manifestazione organizzata a sostegno dei diritti della comunità gay. Lo stiamo annunciando adesso, quindi annunciamo appunto la presenza del Gay Pride a Treviso il 29 giugno. 3 anni fa il corteo colorato si era svolto in un clima di grande festa e serenità, anche se non erano mancate le polemiche quando era stato impedito al corteo di passare di fronte al Duomo. Il cambio di giunta con il centrodestra al governo aveva fatto temere un possibile stop che però non si è verificato. La comunità LGBTE presente in città è riuscita nel suo intento, il dialogo con Cassugana ha raggiunto l'obiettivo. Il Treviso Pride si potrà svolgere anche se non godrà del patrocinio del comune. Sarà a chiusura di una serie di Pride che vengono fatti nelle varie città, quindi non è più un Pride triveneto come quello del 2016, ma un Pride locale preceduto da Verona, Padova e Vicenza. Solo un mese fa la decisione della Giunta di togliere il comune dalla rete Redi contro la discriminazione sessuale. Le ragioni dell'uscita dalla rete Redi noi ovviamente non le abbiamo condivise, abbiamo espresso il nostro rammarico per questa decisione che ha sicuramente dato un segnale ecco, che è stato accolto non certo in maniera positiva dalla comunità LGBT. Lo stop della rete Redi nonostante tutto non ha impedito il via libera al Gay Pride. In attesa del corteo la Marca si veste di arcobaleno. Da venerdì 10 maggio per 3 giorni prenderà il via la seconda edizione di Cupido Treviso e Quality Festival. Mostre, film e convegni animeranno il capoluogo in occasione del 50° di Stonewall. Dal giugno del 69, quando un gruppo di poliziotti fece irruzione nel club gay Stonewall Inn di New York, picchiando senza ragione i gay presenti, di strada ne è stata fatta tanta, anche se le discriminazioni di natura sessuale sono ancora dure da sconfiggere nel mondo e in Italia. Oggi come allora per la comunità gay è importante scendere in strada e mostrare a tutti che loro esistono, che il tempo di nascondersi è finito.